Nel centro sociale Django parte il progetto di residenzialità per migranti. Dall'idea del dormitorio Caminantes, che era stato aperto per offrire un tetto ai senza dimora in situazioni di emergenza, il centro sociale ha deciso di passare ad una casa alloggio rinnovata da cima a fondo per dare ospitalità ai rifugiati. In questa casa gli ospiti potranno rimanere per un periodo di accompagnamento tra i 6 e gli 8 mesi. 5 persone che vivevano e vivono sulla strada perché sono state espulse dal sistema di accoglienza per le varie motivazioni che ben conosciamo, in primis il decreto sicurezza, adesso hanno la possibilità di abitare all'interno di Caminantes. Questo perché siamo convinti che la casa sia il primo passo per poter uscire dalla possibilità di diventare la cosiddetta marginalità. I primi inquilini sono 5 migranti del Gambia tra i 23 e i 30 anni, tutti richiedenti asilo che fuggono dalle guerre e godono della protezione internazionale. Qua io sono molto contento. E cerchi un lavoro qui in Italia? Sì, prima sto lavorando, lavoro chiamata, 3 mesi. Dopo ho fatto corso di agricoltura. 4 di questi migranti erano alloggiati da lungo tempo nell'ex caserma Serena. Uno di loro, che era ospitato presso una cooperativa, dopo l'approvazione del decreto sicurezza era destinato a rientrarci. Ora tutti e 5 potranno vivere insieme in piena autonomia. Con orgoglio ed emozione 2 ospiti ci conducono all'interno della casa completamente ristrutturata, con un nuovo impianto di acqua e luce, un bagno e una nuova cucina. Nella camera da letto uno di loro ha affisso disegni di foto e un'immagine dell'Africa stilizzata. Il progetto punta a fare in modo che chi vive all'interno della struttura possa nel più breve tempo possibile essere nelle condizioni di uscire, avere una casa propria ed un lavoro. Nel frattempo gli ospiti avranno la possibilità di frequentare dei corsi di formazione lavoro e di lingua italiana.